don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. Bentrovati, iniziamo qui il nostro viaggio con Aziende Buffende. Naturalmente siamo a Ossi, una grande festa per aziende vinicole, ma non solo. Siamo in compagnia dell'assessore all'agricoltura Mario De Montis. Io credo che oggi sia una festa per tutti quegli ossesi che producono e che si danno da fare per il territorio. Sì, è un evento straordinario secondo me, perché Ossi in questi ultimi trentenni ha vissuto di terziario, abbandonando purtroppo la viticoltura che è stata avevamo un patrimonio, perché Ossi gestiva negli anni 50 e anche prima sui 400 ettari di superfici vitate. Purtroppo poi l'industria e il terziario hanno deviato questa tradizione verso altri lidi che poi si sono rivelati fallimentari. Vediamo le cementerie, gli scale di gioco che hanno chiuso, la Sarda Silicati che sta attraversando un momento di crisi, e quindi l'amministrazione ha cercato di recuperare, di tamponare questa emorragia, di questo fuggi dalla campagna, che purtroppo oltre al danno economico c'è stato anche un danno ambientale. Oggi con questa manifestazione noi vogliamo recuperare, rivalorizzare la viticoltura. E con queste iniziative, tutti gli sforzi che l'amministrazione ha fatto per consentire una ripresa su questo settore, che noi riteniamo sia strategico, alcuni giovani oggi si stanno attivando per valorizzare la viticoltura. Ci sono giovani che si stanno impegnando per l'imbottigliamento, ci sono giovani che addirittura c'è un'azienda che partecipa al Vinitaly di Verona, e per noi questa è una grande soddisfazione. Oltre che poi altri produttori stanno ottenendo risultati importanti sulle manifestazioni che si creano sia qua nel territorio, ma soprattutto anche nel nord Sardegna, e anche nel Nuorese abbiamo ottenuto risultati abbastanza importanti. Noi Assessore la ringraziamo, vi facciamo i complimenti, ma continuiamo con il nostro percorso, con il nostro viaggio in questa grande festa che vede protagonisti anche tanti giovani. Viva Ossi, viva comunque le produzioni delle realtà locali. Bombi, bombi, rombi, rombi, bombi, 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 rombi, rombi, bombi, Vina su fronte si sesse zilumesa, che fa sempre sa brigata tattaresa, boibo, e cussa manusinna, sa mezzo gioventù de Sardegna, Sina e cussa brigata, cassi nemico primaria su coro, boibo, e nostra uesi signa, onore dell'Italia e de Sardegna, sa vide nostra non lava cardinali, aiù, dimo, avanti forza vari. Bombi, bombi, rombi, rombi, bombi, 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 rombi, rombi, bombi, dai Sardincea, Minasa, Sia Croazia, Tartareno, Zanischi, per storia, Sigimo con Sormina, onorenne con delezia Tattarina, roglioso coro e sa di me bellino, lusso scolore, sa donna si stentato, fuoco è forte che nuraghe, attenta a mantenere sa vaghe, sa vide nostra non lava cardinali, aiù, dimonios, avanti forza vari, sa vide nostra non lava cardinali, aiù, dimonios, avanti forza vari. Siamo con Tonino Sanna, ma sei sempre il presidente di questo coro? Ovvio. Ovvio. Oh ragazzi, qui siamo con Bogues Nos de Ossi, che è un grande coro che tra l'altro è stato portafortuna di Teleregione, perché l'apertura poi della manifestazione di Teleregione, l'apertura della televisione è stata proprio con Bogues Noas a Ossi. Ma oggi lo ricordiamo, siamo qui in occasione di Aziende e Buffende. Cosa significa a Ossi una manifestazione di questo tipo? Significa una cosa molto importante, significa valorizzare quello che è il prodotto più importante, uno dei prodotti più importanti del paese di Ossi, il vino, e non c'è cosa più bella che divulgarlo, farlo conoscere attraverso anche
il mezzo più importante è quello anche della musica da parte nostra. E poi nel centro storico, il binomio centro storico vino è una delle cose più belle, insomma, che in questi ultimi tempi si abbia scoperto. O si sta facendo tanto in occasione poi come dire, del rilancio di un territorio che vuol farsi conoscere non solo per le discoteche, faccio esempio, ma anche per quello che è il prodotto, le aziende vinicole, la musica. Cos'è cambiato, Tonino, in tutti questi anni a Ossi? Allora, è cambiato anzitutto nella nostra mentalità degli ossesi, che abbiamo smesso di chiuderci a cerchio e di chiuderci al nostro piccolo orticello e abbiamo capito che divulgare la nostra cultura, la nostra ricchezza, le nostre tradizioni e darle a tutto il mondo è stato per noi ed è per noi un mezzo di straordinaria importanza. Ecco, nel momento in cui Ossi ha capito questa cosa è uscito dai binari del provincialismo, se così possiamo dire, ed è entrata in Europa e adesso anche con questo tipo di manifestazioni, grazie anche alla TV e grazie a te, entra nel mondo. Allora, viva Ossi, viva le aziende che fanno tanto per rilanciare il territorio e i nostri prodotti sardi, ricordiamolo, e viva Bogues Noas di Ossi. Grazie. There's a stillness in time which I cannot define. Does your heart bleed like mine? Oh, does your heart, yeah, for a place we can go where the troubles of our time are far away. Hey, they're so far away. And I had all my life in front of me. Now my darkest days are trouble free. E noi, come vedete, siamo tra i produttori poi vinicoli di Ossi, siamo con Bastiano Alba. Buonasera, con un vino splendido, buonissimo, vi faccio i complimenti. Ma facciamo del nostro meglio per cercare di fare un vino che sia all'altezza anche di quello che stiamo cercando di realizzare, una cantina che è sul mercato già da qualche anno. Imbottigliamo con Cagnulari, che credo che sia il vitino più importante per noi nel territorio del Coros, e stiamo cercando di portarlo anche oltre il territorio del Sassarese, e quest'anno saremo anche presenti al Vinitali, dove cercheremo di farci onore. Lo speriamo veramente di cuore, ne abbiamo parlato tante volte poi del vostro vino, perché credo che lei, Bastiano, sia stato, quando era anche assessore a Ossi, sia stato uno dei promotori iniziali di questa manifestazione, no? Sì, e io ho creduto in questa manifestazione soprattutto perché sono convinto che i produttori, anche soprattutto i piccoli produttori, hanno necessità di stimoli, e questa manifestazione serve proprio a dare gli stimoli necessari, perché uno si confronta, si presenta comunque a un pubblico che è quello che sta al di fuori dalle mura del paese, quindi ci rivolgiamo alla città, ma speriamo di portare qui anche un po' di turisti, e quindi è chiaro che uno cerca di presentare il miglior prodotto che può fare, e qui il territorio ha la possibilità veramente di produrre dei vini importanti. Le faccio l'ultima domanda, questa è proprio semplicissima, non per fare pubblicità. Questo è il famoso Dedola? Sì, questo è il Dedola. Io questo vino l'ho conosciuto in un ristorante di Sassari da Gesuino, che approfittiamo per salutare. Lui crede molto in questo vino, lo propone sempre ai suoi clienti, quindi un buon Dedola e viva le aziende vinicole di Ossi, Assazende Buffende. Grazie.
Sicuramente un grande applauso all'organizzatore, a uno dei promotori poi di questa manifestazione, lo ricordiamo, Aziende Buffende, la grande possibilità che hanno i produttori di far assaggiare i propri vini, i propri prodotti. Naturalmente con il vice sindaco Nando Canu le faccio i complimenti perché credo che questa sia una grande iniziativa. Ma cosa significa organizzare una manifestazione di questo tipo e portarla poi al fine? Ma per noi è stato un grande dispendio di energie, visto e considerato che dopo 2 anni abbiamo voluto cambiare proprio il tipo di manifestazione, perché prima era una manifestazione che andava organizzata in una piazza dove tutti gli espositori, i produttori facevano assaggiare i loro prodotti all'interno di questi stand. Questa volta con la possibilità di avere per l'appunto il centro storico rifatto abbiamo così provato, naturalmente anche su richiesta dei produttori stessi, questo tipo di manifestazione che prevede un percorso, quindi un percorso di assaggi e di degustazione di vini e prodotti locali. Ma comunque sì, un percorso che serve per la degustazione ma serve anche per far vedere poi la grande bellezza di un centro storico rivalutato. Questo è sicuramente un grande complimento per la vostra amministrazione. Certo, sicuramente noi vogliamo puntare per far vedere cosa c'è a Ossi, quindi prodotti locali, ma soprattutto il centro storico del nostro paese che con questo lavoro che è stato fatto sicuramente avrà la possibilità di crescere in futuro. Ascolti, ma se lei ci sarà nella prossima amministrazione, cosa farà ancora di più affinché i produttori possano avere, cosa farà? Sincero, mi dica la verità perché la vedo che è passionale lei e gliela chiedo per questo. Questa manifestazione è improntata soprattutto a far conoscere i prodotti locali, in questo caso il vino, perché come produzione Ossi e soprattutto come qualità è diventato un punto di riferimento nel territorio.
Per prima cosa io ringrazio gli amici di Teleregione che ci seguono nelle nostre iniziative, sono molto presenti e attenti e questa è una cosa importante per il territorio. Il centro storico di Ossi sta rinascendo, noi abbiamo fatto degli investimenti importanti per una riqualificazione dal punto di vista delle infrastrutture che si accompagna anche alla nascita del museo etnografico che l'abbiamo inaugurato nel 2007 e adesso con tutte queste iniziative che stiamo mettendo in piedi stiamo cercando diciamo, di farlo rinascere dal punto di vista della vitalità, della cultura, delle tradizioni e Assa Zende Buffende è una delle perle diciamo così, che noi organizziamo in questo nuovo centro storico. E siamo in compagnia di un altro produttore di vini, Nino De Rudas, che ha iniziato un po' di anni fa in realtà. Nel 1980, subito dopo il diploma e il servizio militare. Insomma, una grande vita dedicata alle aziende vinicole, dedicata al vino, all'uva, insomma credo che sia importante per la città di Ossi. Sì, importante per la città di Ossi, importante perché ho mandato avanti il lavoro della mia famiglia, dei miei genitori, abbiamo iniziato con un vigneto che era di 3 ettari, adesso ne abbiamo 12 ettari e pian piano ci stiamo affermando nella provincia. Nino, io vi conosco tanti anni, ci conosciamo veramente tanto tempo, ti faccio una domanda, ma manifestazioni di questo tipo, Assa Zende Buffende, credi servano poi anche per la promozione delle aziende stesse e a quanto possono servire poi? Sicuramente servono per la produzione, serve per la promozione e serve anche perché c'è un attimo di compagnia, un attimo di amicizia e così, siamo nei paesi, è una festa per tutti, è una festa e quando c'è la festa ci siamo tutti d'accordo. Sai, si parla tanto Nino della crisi, la crisi che sta passando, la crisi che c'è stata, non si capisce più niente, ecco, ma come vive un'azienda come la vostra che da tanti anni si propone poi al pubblico? Come ha vissuto questa crisi e come sta vivendo questa ripresa, se c'è stata la crisi e se c'è una ripresa? Sì, c'è stata una crisi proprio quando io ho iniziato ai primi degli anni '80 dove tutta la gente, anche i miei amici mi dicevano ancora vuoi fare, ancora vuoi ritornare, stare ancora in agricoltura, sta cambiando tutto, sta andando all'industria. Io forse perché amo la campagna, forse perché sono figlio di agricoltori, ho creduto nell'agricoltura e oggi grazie a Dio non navigo nell'oro però. Quindi questa crisi di questi ultimi anni non hanno colpito in realtà le aziende come la vostra? No, la crisi la sentiamo di meno, insomma la crisi si sente, però noi in agricoltura la sentiamo di meno. Quindi chi lavora seriamente o comunque chi si dà da fare in questo campo riesce a crearsi i suoi spazi? Sì, io sono contento perché ogni anno il vino lo vendo entro aprile, maggio e sono 12 ettari di vigna, quindi è già una grossa produzione. Mi ho guadagnato la fiducia dei miei clienti e sono contento. Ripeto, il vino Nino che tu produci, quello più richiesto, quello che secondo te è la tua perla, qual è la tua perla della tua azienda? Cagnolari. I Cagnolari? Senza dubbio, il Cagnolari. Quindi un bel rosso. Un bel rosso, una bella bistecca e il pranzo servito. Ciao grande Nino.
E siamo con Francesco De Martis, tanto buonasera. Buonasera a voi. Insomma, lei è stato onorevole anche nella regione Sardegna. Dimenticato, negli perché anni sono 80. passati tanti anni. Vabbè, negli anni 80. Negli anni 80 c'eravamo. Che differenza c'è tra gli anni 80 e oggi? La differenza è notevole perché era diversa la cosa, l'entusiasmo era diverso. Adesso era un modo diverso di fare la politica. Adesso bisogna adattarsi ai tempi. Insomma, le piace più oggi come oggi la politica o le piaceva più allora? Sincero, Mi piaceva più allora sinceramente, perché adesso ha perduto molto l'impegno, anche se si sforzano non riescono più a concentrarsi tanto come esigerebbe la gente, insomma. Infatti non c'è un gran buon umore, non c'è una buona... Allora, oggi noi siamo qui in occasione di Assazende Buffet, lo ricordiamo, siamo sempre a Ossi, Lello se ce la fa, e vai in tempo reale lo facciamo su questo torchio che mi diceva che apparteneva ai Malaspina. È storico, questo è venuto da Osilo, l'ho portato da Osilo, è appartenuto alla vigna dei Malaspina ed è portato dalla Toscana questo ancora. Come ha fatto lei ad avere questo torchio? Io ero il direttore dei coltivatori diretti, quindi giravo nelle aziende agricole, in quelle attive e in quelle passive. E quindi vedevo quando c'era qualcosa di importante ed era buttata in un angolo con tanta, non era pulita come adesso. E quindi senza calcolarla molto, ma visto che era un'opera d'arte, oltre che la storia che può raccontare, basta guardarla, che è una cosa bellissima. Assazende Buffet è sicuramente una grande manifestazione con il quale Ossi si propone per le aziende vinicole, ma non solo. Che ne pensa lei di questo entusiasmo anche da parte del comune e dei cittadini di Ossi? È un entusiasmo che è da molto che aspettavamo con grande ansia, perché anche io nel mio piccolo sono un produttore di vini e prima non c'era questa attenzione che c'è adesso per queste manifestazioni. Adesso sta crescendo ed è una cosa bellissima. La gente ha voglia. Incontra molto favore, la gente si incontra, beve, si riscalda. Sì, ma non è tanto quello. In inverno certo, ma poi la cosa bella è che comunque uno si mette anche in gioco e si ha anche l'opportunità, sì, a livello lavorativo intendo, che è la cosa più importante. Poi, quello che non bisogna dimenticare è che ha vini di ottima qualità, non è merito degli ossesi soltanto, ma del territorio veramente buono che abbiamo ereditato. E c'è il sole meraviglioso, c'è la temperatura e il clima che favorisce il vino nelle migliori condizioni, si sviluppa. Noi la ringraziamo per questa chiacchierata, lo ricordiamo, il signor De Martis, Francesco, stia qua al mio fianco, ex onorevole, rendetevi conto, ha fatto la politica negli anni 80, ma mi dica la verità, cioè tanto non è che lei di che anno è, giusto per farmi un po' i cavoli suoi, E cioè? Di che anno è lei? Del 28. Del 28. Io ci tengo molto. Io sono nato il 17 dicembre del 28, ho 81 anni compiuti. Lei si è fatto tutto il dopoguerra, la guerra e il dopoguerra. Io sono nato qui e questa è la mia zona, perché questo è il centro storico, l'ombelico di Ossi. L'ombelico del mondo e l'ombelico di Ossi. Simbilico. Senta, che ne pensa? Abbiamo fatto proprio in questi giorni, abbiamo parlato anche con il vice sindaco, con il sindaco, gli assessori, si ha visto anche in onda in occasione del rifacimento della strada, del centro storico. Lei che ne pensa? Penso che è una cosa che è bella, che fa piacere, riempie d'orgoglio quando viene uno da fuori e vede che può passare dappertutto senza rompersi il collo. Cosa che avveniva, la rottura di colli qua. Bene, noi la ringraziamo, salutiamo il signor Francesco insomma. Non vedimus, altre volte ci vedremo. Io spero assolutamente di sì, dipende anche da lei se ha voglia di vederci. Continuate a fare quel vostro lavoro che è preziosissimo e poi vedo che siete apertissimi a intervistare anche gente che non ne avrebbe neppure molta voglia. Arrivederci, signor Francesco, arrivederci.